La squadra mobile di Catanzaro ha tratto in arresto a Novara il presunto killer della cosca Giampà, Francesco Basile, di 32 anni, soggetto alle dirette dipendenze del capo cosca Giuseppe Giampà, responsabili degli omicidi di Vincenzo Torcasio e Francesco Torcasio avvenuti alla Mezzia Terme nei mesi di giugno e di luglio 2011. Operazione della Polizia di Stato denominata Rosalba, nel corso della quale sono state eseguite 6 ordinanze di custodia cautelare a Gioia Tauro, Roma e Taurianova, emesse dal GIP di Palmi su richiesta della locale Procura della Repubblica. Le misure cautelari sono state messe a carico di altrettante persone ritenute responsabili in concorso tra di loro in più circostanze di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione e vendita di armi clandestine. Tra gli arrestati risulta anche un poliziotto già in servizio al commissariato di Gioia Tauro. Le indagini, coordinate dalla Procura di Palmi e svolte dal commissariato di polizia di Gioia Tauro e dalla Questura Mobile di Roma, si sono protratte per tutto il 2011 e per i primi mesi di quest'anno ed hanno consentito di dimostrare l'esistenza di un vero e proprio traffico di cocaina tra Gioia Tauro, Rosarno e Roma. I finanzieri della compagnia della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno scoperto una redditizia frode ben studiata ed articolata messa in pratica da imprenditori agricoli operanti nel Vibonese che, mediante la fittizia comunicazione all'INPS di falsi braccianti agricoli perpetrata tramite la predisposizione e l'esibizione ad enti pubblici di atti falsi o la moltiplicazione esponenziale delle giornate lavorative effettivamente effettuate, ha permesso a circa 200 persone di ottenere il pagamento di indennità di disoccupazione, malattia o altri benefici per un importo totale pari a circa 1 milione di euro dal 2006 al 2010. Giornata di studio e di aggiornamento professionale al Cinema Teatro Italia Thieri per le recenti modifiche al codice stradale e la riforma della disciplina sulla patente di guida in vigore dal prossimo 19 gennaio 2013. Alla giornata hanno partecipato gli operatori della Polizia Municipale di Cosenza e quelli di molti altri comuni calabresi. Relatore unico è stato il dirigente della Polizia Stradale Gian Domenico Protospataro. Nel corso della giornata di studio si è discusso anche dei decreti applicativi della legge numero 120 del 2010 e di tutte le altre novità normative entrate in vigore nel 2012.